E grazie anche a Paolo Pizzolato, buonasera. Buonasera, benvenuto. Paolo Pizzolato. Secondo me qui ci stiamo prendendo in giro un po' tutti quanti, perché anche il cittadino comune che ci sta guardando in questo momento deve capire cosa sta accadendo dietro le linee. Allora, anni fa è stato fatto un referendum, molto importante, dove milioni di veneti hanno deciso una cosa. Primo, non capisco perché il centro-sinistra stia mettendo in moto in questo momento un referendum per abolire quello che è stato deciso anni fa. All'epoca, quando è stato fatto il referendum per raccogliere le firme, per far sorgere questa autonomia, quello che poteva essere, non capisco perché non siano partiti in quegli anni, in quei mesi, quando si raccoglievano le firme, a cercare di fermare quella cosa. No, la cosa viene fermata quando è già stata legalizzata. Altro processo che faccio invece al centrodestra. Si è cercato di far sì di complicare la vita un po' a tutti quanti. Allora, l'articolo 5 prevedeva già che ci fosse la parte di autonomia per le regioni che l'avessero richiesta nel caso ci fosse stato bisogno, nel caso qualcuno avesse intravisto queste possibilità. Infatti nel vostro servizio qualcuno ha parlato di Liguria, di Lombardia, per cui non è solo il Veneto in questo momento o Zaia che è andato a Roma. Bisogna tener conto che sono 9 le regioni interessate e ci sono anche regioni del sud che stanno assaporando l'idea di poter portare a casa qualcosa, cosa, non soldi, perché è come essere dei ministri senza portafoglio con questa autonomia, cioè non si farà assolutamente mai nulla. Perché vengono decentrate, proprio come ha detto Zaia, alcune funzioni, non alcune materie, alcune funzioni che la regione potrebbe fare in maniera di gestire meglio rispetto a come lo gestisce lo Stato. Ma il problema è che a noi dovrebbero aver lasciato anche alcuni soldini per poter gestire queste cose, queste materie o queste funzioni. Il problema è che la cassa continua a restare sempre a Roma e noi andremo ad accollarci le funzioni. Probabilmente potrebbe essere che il Veneto, visto come la regione, potrebbe essere che riesce a farlo in una maniera più gestibile, un attimo migliore, un attimo più snella rispetto alla bradiposità che ha Roma, perché sappiamo perfettamente come gira la burocrazia. Però è stato inventato, chissà da chi, chissà se da Roma o da qualcun altro, la legge Calderoli. Cosa vuol dire legge Calderoli? Vuol dire che è stato dato l'incarico a Calderoli, che è una cosa in più, di rallentare tutto quello che è possibile fare per dare l'autonomia non solo al Veneto, ripeto, ma a tutte le regioni che hanno richiesto. Questo è lo schifo, questo è quello che dovrebbero capire i cittadini. Chi è contrario dovrebbe votarla, firmarla ad occhi chiusi, la legge Calderoli. Sapendo che viene fatto un referendum per abolire una cosa che ancora non esiste, non capisco come si mettano in moto queste macchine costosissime, pubblicità, fermiamo tutto, viene divisa l'Italia. L'Italia è già divisa perché non si ricorda, perché ho dei dati economici qui appena arrivati dalla Banca d'Italia e dall'ABI che fanno paura rispetto a quello che si dice a livello economico. L'Italia è già divisa, per cui il totano, come dico io, che pensa di poter fermare una legge che sarebbe stata utilissima a tutti quanti, sta facendo del male a tutti, sta facendo del male all'Italia, sta facendo del male al Veneto, alla Liguria, alla Lombardia e tutte le regioni che vorrebbero avere questa autonomia. Non capisco perché, se è tanto complicato dare l'autonomia a queste persone, a queste regioni, non si possa passare direttamente a fare qualche regione a statuto speciale. Guardate che noi abbiamo una regione che è la Sicilia, che è uno Stato nello Stato, che fa quello che vuole. Abbiamo la Calabria, piccola breve parentesi, che da decenni non scrive, non stampa e non produce il bilancio sulla sanità. E noi andiamo a parlare di autonomia, di piccole microfunzioni che andremo a prelevare da alcune materie. Cioè, dovremmo vergognarci di questa cosa, stiamo prendendo in giro i cittadini, per cui andiamo avanti, cerchiamo di crederci, speriamo facciano bene, perché li vedo molto rallentati nelle idee, ma molto rallentati, forzatamente rallentati, si potrebbe essere un po' più snelli e sarà probabilmente una materia, forse qui a Mestriner do ragione di questa cosa, che potrebbe essere un cavallo di battaglia che viene portato avanti per anni e anni proprio per cercare di fare in maniera di rallentare tutto quello che c'è in Italia. Allora, io devo fare solamente una precisazione tecnica, perché bisogna parlare di leggi o di cose quando si sa come sono impostate. Anche Venturato prima ha fatto... come sono impostate, ora la interrompo io. Lei prima ha detto una quantità di castroneria sul referendum veneto. Lei non sa un tubo, non sa niente. A me questa cifra, che la gente ti ascolta, fammi questo piacere. Un diritto a chiedere il referendum. Ascolta bene. Avevi ancora i pannolini quando facevo politica. Ascolta una cosa, ascolta una roba che ti dice sto nonno qua. Ascolta solo una cosa
che ti dice sto nonno qua, che prima ha osservato anche Venturato. Non vi si sente a casa, sono per tutti. Cosa vuol dire? Non si sente. Beh, ascolta una cosa tecnicamente. Allora, rispetto tutte le tue idee. Cosa vuole sapere lei? Cosa vuole sapere? Tacci un secondo per piacere. Parli sempre tu ogni volta che ci sono. Ascolta una cosa. Io rispetto le tue idee e tutto quello che tu vuoi portare avanti, ognuno per la sua strada, chi si è visto si è visto. Un giorno chissà che riusciamo a trovarci, però tecnicamente la cosa è questa, e l'ha osservata giustamente prima anche Venturato. La legge per il referendum, per l'autonomia che viene richiesta è stata portata avanti e va avanti. In questo momento si stanno raccogliendo delle firme, sono arrivate a raccogliere tutte le firme, dicono loro, e c'è la Corte Costituzionale che dovrà dire se questo referendum potrà andare bene come raccolta firme, se potrà essere approvato per cui poterlo fare. Nel momento esatto in cui la Corte Costituzionale dice che il referendum sa da fare, uno potrebbe dire che bisogna bloccare tutto quanto, ma nel frattempo non si può paralizzare l'Italia. Ma non è cosa va vero, perché il avanti. dato politico che il c'è una legge approvata, da una parte c'è una cosa che non si sa ancora. Tecnicamente parlando, la legge sull'autonomia deve andare avanti, perché il referendum non è ancora stato approvato, e questo i cittadini che devono sapere. I cittadini devono sapere questo, non strappare le che vengono dette solo perché si ha la bocca. Ma per favore, state dicendo, non lo so, così, che l'erba è rossa praticamente quando è verde, cioè, come si fa a sostenere una cosa del genere? C'è un referendum ragazzi, ma vi presentate in televisione senza sapere le leggi come sono? Ma scusate, state a casa vostra, no, porca miseria. Scusate, niente. 200.000 firme raccolte per il referendum non mi sembra una cifra cospicua di italiani, come è stato detto, rispetto ai 60 milioni di abitanti o rispetto ai 2 milioni e 3 che nel Veneto hanno firmato per la richiesta di autonomia. I numeri bisogna saperli dare quando è il momento, per cui sono numeri, sono bazzecole, ad ogni modo importa, il referendum va avanti, l'autonomia tenta di andare avanti, e ancora una volta, ma io ovvio che la interrompo, se 20 minuti che sta così, sta zitto gattipo, guardi che non l'ha interrotta nessuno. Puoi bloccare tutti, mamma mia, ogni volta. Ma che linguaggio usa? Non si può chiamare l'attivismo di lasciamo parlare per una richiesta referendaria una bazzecola. Stiamo continuando a parlare sempre di autonomia, quando la gente non sa nemmeno cosa voglia dire la parola autonomia. Attaccare, io continuo ad andare avanti, tanto non l'ha interrotta nessuno, faccio i complimenti, e soprattutto la gente si arrabbia perché non viene lasciata parlare una persona. Allora, non è questione di essere favorevoli o non favorevoli all'autonomia, è cercare di capire se l'autonomia può essere un po' utile a questo paese che sta andando alla deriva economicamente. Io ho dei dati che mi pervengono ogni mese, essendo dipendente bancario dall'ABI, dalla FABI del sindacato che sono iscritto, sono dirigente regionale, e anche dalla Banca d'Italia, che fanno paura, e questo è quello che rinfaccio in questo momento al centrodestra. Per cui però in questo momento bisogna anche cercare di fare in maniera di salvare un po' il paese e cercare di capire cos'è il bene e cos'è il male. Allora, il bene non può essere di certo l'autonomia come è stata fatta, come si vuole fare adesso. Ha ragione Montagnier quando dice che è acqua fresca. È acqua fresca perché se ti danno delle materie, ti danno una parte di materie e non ti danno i soldi per poterle amministrare, perché i soldi vogliono sempre che vadano a Roma, noi abbiamo 17 miliardi all'anno di disavanzo e continuiamo ancora di extra e continuiamo a darli a Roma, per cui non raggiungeremo mai la pace eterna. Cercheremo di fare qualcosa affinché queste materie possano essere più utili, diciamo, sia amministrate in una certa maniera, ma bisogna anche cercare di capire che ci sono anche altre regioni che avrebbero bisogno dell'autonomia, e sto parlando delle regioni del sud che non possono andare avanti dal 1947 in poi. Allora, durante la seconda guerra mondiale il sud era una delle parti più ricche di tutta Italia. Nel 1947, quando nasce e viene fuori la democrazia cristiana dopo la guerra, la democrazia cristiana fa in maniera di bloccare tutte quelle che erano le iniziative industriali che avvenivano al sud. Sembra un concetto strano, sembra un pazzo che parlo, ma invece la realtà storica è questa. In quel momento il sud si blocca completamente e inizia a emergere il nord, che diventa una macchina da guerra, il famoso nord-est, e la Lombardia e Milano e tutti che vogliono andare dal sud verso il nord. Guardate che il sud aveva un'economia che era eccezionale, un
un po' alla volta è stata sempre più abbandonata, è vissuto sempre più di parassitismo ed è stato per quello che nel sud la mafia è riuscita a incancrenirsi nella maniera come sappiamo perfettamente adesso essere incancrenita, perché la gente cercava posti di lavoro e si rivolgeva alla mafia, la mafia era quella che comandava, la mafia era quella che dirigeva tutto quanto. Ancora adesso, tanto perché lo sappiate, hanno fatto difficoltà all'Italia dare una parte dei soldi del PNRR. Ci sono stati due motivi in Europa perché hanno rallentato l'erogazione dei soldi. Uno è perché in Europa tutti sanno che una parte di quei proventi lì, di quei soldi lì, finisce sempre nelle mani della mafia quando va al sud. Un'altra cosa è che alcuni paesi, i cosiddetti paesi frugali, sapete chi sono i paesi frugali? Quali sono i paesi frugali? Sono quelli in teoria che sono arrivati in Europa dopo di noi che abbiamo creato l'Europa e che non contano nulla. Quelli sono quelli che sono riusciti a bloccare i soldi che avrebbero dovuto essere erogati per l'Italia, per andare avanti. Vi rendete conto a livello internazionale cosa contiamo? Altra cosa, quando qualcuno parla del PNRR, sapete che l'altro ieri sono usciti i dati da Roma dove, mamma mia, il 40% l'abbiamo fatto, ma il 60% non siamo in grado di mantenere le scadenze, cosa facciamo? Perché i soldi del PNRR, a parte una parte che sono nostra, che abbiamo dato in Europa, sono soldi che vanno restituiti. È un debito che va restituito, per quello Giorgetti non sa più da che parte girarsi perché dice non ce la facciamo, abbiamo bisogno di 10 miliardi e non sa più come fare per girarsi. Quello che la gente dovrebbe fare, dovrebbe protestare, secondo me, e io protesto qui in sala e spero che qualcuno un giorno mi segua, è che non devono essere sperperati i denari dei cittadini delle tasse. Non può essere che abbiamo dato ad ottobre dell'anno scorso 1,5 miliardi all'Ucraina per pagare le pensioni e gli stipendi dei dipendenti statali dell'Ucraina. Non può essere che a marzo abbiamo dato 2 miliardi compreso le attrezzature per la guerra all'Ucraina per andare avanti perché l'Europa ci impone questo. Non può essere che abbiamo dato a marzo 5,5 miliardi all'Africa per fare in maniera che bloccassero l'invasione di tutti quegli immigrati che vengono da questa parte e si è visto un po' di calo, una cosa normale che è già accaduta nel 2017. Ecco perché io dico dovrebbero liberarsi prima le regioni del sud per fare in maniera di avere l'autonomia anziché quelle del nord, perché queste sono quelle che hanno bisogno. Paolo Pizzolato. Io sono molto preoccupato dopo le ultime elezioni europee con questa Europa. Nel momento esatto in cui i tassi europei erano stati portati al 4,50%, abbiamo dovuto rinegoziare in banca una montagna di mutui erogati ai ragazzi giovani perché non ce la facevano più a pagare le rate del mutuo. È stato un costo in più che hanno dovuto sopportare questi ragazzi che non meritavano assolutamente, e non si combatte l'inflazione solo aumentando i tassi e basta. Sono solamente dei burocrati e mi dispiace che la Ursula von der Leyen, indagata anche per la storia dei vaccini, sia di nuovo a capo di questa Europa che in questo momento non dice assolutamente nulla. Sono molto preoccupato dell'aumento dei tassi anche all'interno delle banche perché, così come hanno detto gli industriali convocati a Trissino questa sera, non sanno più da che parte girarsi perché è 18 mesi che c'è una stabilità industriale impressionante. Noi in banca abbiamo dovuto logicamente aumentare i tassi così come sono cresciuti quelli europei, non hanno più potuto accedere a fondi, i famosi prestiti per l'acquisto della macchina, leasing, i mutui chirografari, quelle cose, perché non ce la facevano e perché non vedevano un buon futuro, per cui andavano molto calmi, e lì si è praticamente steso un velo pietoso su 18 mesi di industria che invece poteva tranquillamente crescere. Ho visto purtroppo, l'ultimo passaggio, un calo a livello turistico. Quest'anno siamo stati un po' salvati il boom del turistico, il famoso sold out che c'era all'inizio. Innanzitutto bisogna fare una piccola precisazione. Il sold out che di solito vedete ad aprile e maggio è perché tutti caricano in internet i viaggi che vorrebbero fare. Poi fanno 5 prenotazioni e vanno in un posto unico. Il turismo quest'anno ha avuto un calo impressionante e quello che mi preoccupa è il fatto che gli italiani hanno logicamente calato le loro ferie. Da 7 giorni sono passati a 4 e poi gli anni prossimi non so come faranno ad andare in ferie di nuovo. E buonasera Paolo Pizzolato, grazie di essere stato con noi.